Cavalier Ceccon, buongiorno, siamo qui nei padiglioni dell'antica fiera di Santa Lucia. Di cosa parliamo? Parliamo di una delle manifestazioni più belle e più importanti di questo paese, ma direi anche dell'Alta Marca Trevigiana, per far conoscere il Medioevo. E quali sono le novità di quest'anno? Beh, intanto la novità principale, oltre alle varie costruzioni esterne che magari potremo vedere dopo, è questa grande mostra su costumi. Quindi qua partiamo dal 200 per arrivare fino al 500. Vari costumi d'epoca, naturalmente sotto ricerca storica, quindi è stata fatta una grande ricerca e penso che sia anche molto difficile trovare una serie di costumi così grande al di fuori di un museo. In una rievocazione storica è pressoché quasi impossibile trovarli tutti questi. Bisogna avere appunto a disposizione un'area così, una filanda grande così per poter appunto mettere tutti questi manichini con tutti questi costumi. Una delle peculiarità di questa fiera e anche di questa mostra di costumi è che il pubblico potrà vedere non solo i classici costumi degli aristocratici o dei cavalieri, ma anche dei popolani. Perché questa attenzione alla plebe? Allora, è un'attenzione, è la storia che parla così. Allora, normalmente nelle rievocazioni troviamo 200 nobili e 3 popolani. Nel Medioevo non era così, i nobili erano pochissimi e molti erano i popolani che li seguivano. Nel nostro caso abbiamo in più anche i mercanti, perché questo era un luogo di commercio, di transito di merci tra il nord Europa e Venezia attraverso il guado di Lovadina. Quindi chiaramente è fatto così, insomma, quindi pochi nobili ma molti popolani. Ecco, ma anche nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana, nel Medioevo, si trovavano delle figure come quelle del giullare. Certo, i giullari erano presenti dappertutto per allietare i nobili, ma anche un po' le sagre, le fiere appunto che si facevano in quei periodi. Era presente non solo nei mercati, ma erano presenti anche nei banchetti medievali, quindi anche più di un giullare, insomma, per intrattenere sia le folle che naturalmente anche i nobili. Qui abbiamo una famiglia. Sì, ecco, qui abbiamo una famiglia, la popolana, il bambino e il papà naturalmente. La popolana si incarica della lana, vedete sotto c'è un cesto di lana e quindi fa la cardatura della lana, ma vorrei farvi osservare le borse, quindi le particolarità, le cinture come venivano annodate, vedete, sono proprio passate in una certa maniera sia qua che anche nell'uomo. Vedete come sono annodate, oltre che affibbiate, sono anche annodate in una certa maniera. Ecco, qua ci troviamo davanti ai mercanti veneziani che arrivavano qui a Santa Lucia per scambiare merci. Questi sono mercanti veneziani, ma ne abbiamo di diverse parti di provenienza, ma questi arrivavano proprio da Venezia per commerciare tutto quello che riuscivano a commerciare loro attraverso i mari e poi attraverso la terra commerciavano e passavano qua da noi sul Guado, sul Piave. Anche la ricerca di questi panneggi, per esempio in questa donna, è stata fatta grazie a un lavoro anche storiografico, filologico non indifferente. Certo, quindi lo studio di questo è fatto naturalmente dai nostri soci e un gruppo di persone si incarica proprio di costumistica, altri di come erano i capelli, altri degli anelli, delle pettinature, delle scarpe, delle borse, quindi se vedete sono tutti messi molto bene. Sono borse fatte a mano dai nostri soci. Abbiamo dei soci che fanno esclusivamente borse o cinture. E quindi si può dire che si lavori tutto l'anno per questa sagra ormai? Assolutamente. Si lavora più di un anno su un anno, devo dire. Ecco, qui invece vediamo i popolani o comunque le figure del popolo al lavoro. Sì, ecco, qui c'è una popolana che sta sistemando i capelli a una nobile. Vediamo sopra il banco della nobile tutti i suoi profumi, le sue creme, eccetera, quindi tutto quello che serviva per abbellire la nobile, per profumarla. Vedete dei petali di fiori, petali di rose, anche quelli venivano molto utilizzati per profumare i costumi, eccetera. Da che mondo è mondo, quando si pensa al Medioevo, ecco, ci si collega subito alla figura dei cavalieri. Sì, è proprio incentrata quest'anno, è proprio incentrata sulle figure dei cavalieri che
erano presenti intorno tra il 1000 e il 1300 circa, quindi qua abbiamo Cavalieri di Marca, di Malta, abbiamo i Templari naturalmente che erano proprio qua, se ricordate abbiamo la chiesa dei Templari, passata successivamente ai Cavalieri di Malta. Se guardiamo sulla facciata della chiesa dei Templari di Ormelle, sopra ci sono le croci dei Templari e appena sotto ci sono le croci dei Cavalieri di Malta, perché poi i Templari sono stati distrutti, no? Uccisi tutti, e mentre i Cavalieri di Malta è ancora un ordine che esiste anche tuttora con varie proprietà anche in molti territori qua da noi.